Tipo, posso chiudere la porta? Non è estate, grazie. Che è un po' che è aperta, eh. Ciao! È sempre un casino, quell'ingresso di casa c'è sempre di tutto, lo so. È un po' incasinato in questa stagione, in inverno è sempre così, poi cambia, però in inverno c'è sempre confusione in quell'ingresso di casa e l'ingresso invece dovrebbe essere ordinato. Vabbè, allora, cosa devo fare? Colazione con il mio solito porridge. Faccio colazione. C'era il sole, quindi ho detto lavo il copridivano. Il sole non c'è più. E quindi ho messo a lavare il copridivano, ma boh, come lo asciugherò? Mistero. Adesso ho freddo. Ho tenuto aperto fino ad adesso perché, a parte far girare l'aria, ma avevo tanto caldo prima. Avevo anche un'altra maglia, l'avevo dovuta togliere. E no, niente, adesso ho freddo. Il mio corpo e gli ormoni che fanno quello che vogliono da anni ormai. Allora, cosa devo dirvi? Non ne ho idea. Faccio colazione. Allora, non filmo più ormai. Non ho più... Ma perché sono sempre a casa, ve l'ho detto. A voi siete contenti lo stesso di questi video? Allora io non faccio niente, cioè sono sempre a casa. Quindi non mi va neanche più di filmare. Vabbè, comunque è da un po' che non filmo. Sto mangiando il riso. È basmati con un misto di verdure e pollo. I pezzi di pollo li ho già mangiati. L'avevo fatto ieri sera. E siccome ne avevo fatto tanto, alla fine l'ho messo via per oggi a pranzo. E Franz anche c'ha il suo bel piatto. E cosa vi devo dire? Ma non lo so. Non lo so. Sì, appunto che pranzo e al momento c'è il sole, ma stamattina secondo me pioveva. Non so perché non ero uscita a vedere, ma a guardare dalla finestra pioveva, piovigginava. Poi niente, ha fatto un po' nuvolo sole, nuvolo sole. Cosa vuoi tu? Stress. Sei un po' stressante. Dire un po' è riduttivo. Comunque, nuove unghiette. Sono super colorate. Sono rosa, però sopra ci ho messo i glitter, i flakes. L'unica cosa che mi dà molto fastidio è che quest'unghia è molto larga in punta. Ma è proprio la mia unghia naturale così larga. Vabbè, finisco di mangiare e adesso in questo momento ho anche tanto caldo. Ho due maglie, tre anzi. Tre. Decisamente caldo. Se vuoi tu. La pappa l'hai mangiata, eh? Hai mangiato anche quella di Pipo. Bue è rimasto con me qua all'ingresso di casa tutta la mattina e anche adesso è là fuori e poi piange e mi chiama e devo uscire con lui e non so che cosa vuole in realtà, penso voglia solo compagnia. Mi fa diventare matta anche lui perché è sempre che parla, di là da solo che parla così. Vabbè. E quindi poi vado a fargli compagnia, poi torno in casa, poi rinizia di nuovo, torno fuori, è un continuo. Mangio e poi cosa farò? Non ne ho la più pallida idea. Si è accorto del telefono. Guardaci. Guarda i capelli. Guarda. Mm, interessanti. Guardaci, interessanti. Che fronte alta che ho, mamma mia. Copri. Ah, c'è un puzzone. Sì, c'è il telefono che ti riprende. Devo avere le prove di quanto sei ruffiano. Vero sì? Sei ruffiano. Però io ho caldo in questo momento con te addosso, sai? Pepe, Pepe. Ho un po' caldo.
questa testolina. Testolina sempre più piccola. Cosa stai facendo al mio collo? Sta attentando alla mia vita. Ciao. No, le unghie no però. C'è comodo? Comunque, se non l'avete capito, siamo arrivati a sera. Sì, è sera. Sono le 11 e io mi sto bevendo un caffè latte. Alle 11. Che vita sregolata. Vero sì, Pepe? Mi riprometto ogni volta di andare a dormire presto, eccetera, ma non ce la faccio. Ma ormai lo sapete, non ci riesco, non ci riesco. E mi pareva che il magnesio stesse funzionando, in realtà no, non sta funzionando. Mi sveglio stanchissima, quindi ho deciso che la prossima settimana andrò a fare un prelievo, andrò a vedere un po' com'è la situazione con le analisi del sangue, insomma. Ciao. Buongiorno. Quanti sogni che hai fatto? Io non so come tu faccia a essere comodo così. Ma, Pepe, sì, ma come fai a essere comodo? Non vedi come sei messo? Sono d'accordo che la cuccia sia un po' piccola per te, eh? Sono d'accordo, però guarda lì. Cosa ti hai messo? Lui ha provato a toccarmi la gamba, ma non ci è riuscito. Guarda questo, che a momenti va giù di sotto. Ma Pepe, la cuccia è piccola. Allora la togliamo, così ti puoi distendere, va bene? Non sei convinto? E così ti puoi distendere senza cuccia. Dai. Un po' meno nervoso, Pippo, tuo amico qua.
c'è? Che fai lì? Pippo? Che pipì? Dunque, ho fatto colazione e sto guardando un tipo documentario sugli Amish. Sti giorni sto guardando ste robe un po' particolari. Questo è Incontro agli Amish, quando gli Amish incontrano il mondo moderno. Praticamente sono, non so, mi pare 5 fratelli che partono per il mondo esterno, vanno in Gran Bretagna, mi pare, perché hanno un periodo nella loro vita dove possono fare esperienze come noi persone normali, non Amish, insomma. Quindi sono adolescenti e possono fare le cose da adolescenti. E poi verranno, se decideranno di rimanere Amish, verranno battezzati, eccetera. Quindi stavo guardando sto coso, però allora colazione è fatta. Adesso esco un po' con Bue perché sta miagolando da un po', poverino. Cosa vuoi dalla mia vita? Hai ancora fame? Non so cosa vuoi. Hai ancora fame, signorino? La ciotolina è vuota. E mi sa che qualcuno ha ancora fame. Vero sì? Guarda che guanzotti. Che guanzotti che hai, amore. Che guanzottoni hai. E la zizza? Che bella zizza. Senti qua. No, le botte. Devi mordere. Madonna, è matto. Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Senti qua, che bella tigetta. Tieni. Che penasina. Che penasina. Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Quella zampina? Bisetto? Hai ancora fame? Da prenditi la pappa? Mi chiede un po' di pappa? Forse sì. Sì, è vuota, lo so, è vuota. Allora andiamo a prendere la pappa, sì. Allora facciamo un po' di pappa. Ci fatti un bacino, amore mio, un bacino. Matto. Arrivo. Eccomi. Eccomi. Guarda qua. Sì, la pappa ti ho preso, la pappa. No, non devi mangiarmi le dita. La pappa ho preso. Dai. La pappa. Cosa c'è? Sì. Bravo. È buona, è buonissima. Guarda qua. Ah! Cioè io ve l'ho detto che è violento. Sei matto. Insomma, posso coccolarti e da un momento all'altro mi ammazzi. Così è la vita con questo gatto. Guarda qua. No, guarda che ci metti i piedi sopra. Qua sotto. Bravo, bravo. Ecco.
Allora io vado dentro, tu mangia. Tu puoi mangiare, io vado in casa. Pensavo che oggi facesse tanto brutto tempo, invece guardate lì, c'è il sole. Sì, è tutto coperto, però dai, non è male. Oggi è il 12 febbraio, la neve si sta sciogliendo per fortuna. Da notare quel buchetto lì. Comunque si sta sciogliendo, dai. E sono tutte impronte di cervi. Decisamente vengono qua sotto perché ci sono i semi degli uccellini che cadono. Infatti hanno fatto piazza pulita qua sotto, non c'è più niente. Che bello stare qua, è bello, sì. Che bello che sei. Guarda che arriva anche Pipo. Vieni, Bibi. Vieni, Pipo, vieni. Un po' fuori all'aria. Siete sempre in casa. In estate siete sempre fuori. Ma adesso siete sempre in casa. Bravo, mommy. Che belle unghiette. Belle le unghiette. Cosa? Ah. Oh, finalmente un po' di aria. Guarda com'è contento Pipo. Sì, occhio. Strano. Pensavo partisse un morso. Fa le unghie anche lui. Non l'ho mai visto fare le unghiette qui. Guarda che potenza. Mamma mia, che belle unghiette. Kitty. Belle le unghiette. Dove vai adesso? Spia. Controlla il mondo. Io sto di fuori, voi state di fuori. Sì, non fa freddo eccessivo oggi, ma mi segna 9 gradi. Si sta abbastanza bene, devo dire. Gatti, andiamo dentro che devo sistemare la cucina. Non possiamo tenere aperto ancora. Andiamo dentro. Sistemo la cucina. Nel frattempo mi guardo questo documentario. E basta, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Non so che video sarà. Comunque ci vediamo al prossimo. Ciao!